Le 23 in punto, torna l'appuntamento con Sport Italia Mercato, focus su Osimhen, il Napoli e ovviamente con i turchi del Galatasaray si va avanti, ma in questo momento ovviamente De Laurentiis chiede delle garanzie economiche e finanziarie che non stanno per arrivare, ma tra poco ci spiega tutto, come sta facendo già da diverse ore Alfredo Pedulla, tutto appeso al futuro di Victor Osimhen, soprattutto non solo per le uscite ma anche per le entrate per il Napoli, per Antonio Conte. Il Stop Zero Countdown finito anche questa sera su Sport Italia, canale 60 del digitale terrestre. Il caso Osimhen in primo piano, incontro in corso per cercare di sbloccare la trattativa, ma soprattutto per dare ovviamente le garanzie che sta chiedendo Aurelio De Laurentiis. Alfredo Pedulla ci ha già spiegato tanto, tutto tra poco, per capire quando e se si sbloccherà in maniera definitiva il mercato del Napoli. Ovviamente tutto dipende dalla cessione del nigeriano. Siamo pronti? Partiamo. Alfredo, non ti dico neanche buonasera, mi devi dire cosa sta succedendo per Osimhen, incontro in corso per cercare di sbloccare l'operazione, per sbloccare la trattativa, le garanzie che chiede De Laurentiis arriveranno, non arriveranno, si chiude entro sera, si rimanda tutto domani, spiegami tutto, Pedulla, poi domani ci chiamiamo così non ci vestiamo uguale, per favore, ciao. Ciao, ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti. C'è uno stop in corso. Riavvolgiamo il nastro, mi hai preso un po' in contropiede con l'ultima cosa. Riavvolgiamo il nastro. 48 ore fa il Galatasaray aveva preannunciato il pagamento dei 75 milioni, che sono i soldi della clausola, con una dilazione ritenuta eccessiva, ma non era la dilazione eccessiva a mettere in difficoltà il Napoli, che non è mai stato in difficoltà in questa trattativa, ma il fatto che avesse chiesto delle garanzie bancarie, una fideiussione, una lettera di credito che fin qui, o meglio, fino alle 22:10 non era mai arrivata. Però poi colpi di scena su colpi di scena è in corso un vertice con il coinvolgimento anche del presidente del Galatasaray in Turchia, ma il vertice è a Milano, un vertice a 3 alla presenza dell'intermediario, per arrivare a una soluzione. Osimhen ha ribadito la sua volontà di andare al Galatasaray, che tra l'altro gli propone, e hanno già l'accordo, un ingaggio da 18 milioni. È un passaggio fondamentale, non soltanto perché stiamo parlando di uno degli attaccanti migliori in circolazione al mondo, ma perché questa cosa sbloccherebbe, o meglio, darebbe maggiore vigore, maggiore linfa a un mercato già pirotecnico del Napoli. Credo che andremo uno stop, aggiorneremo durante la trasmissione, devono dare delle garanzie. Il Galatasaray ha capito che non ci si può presentare al buio, nel senso che ho l'accordo e poi ti pagherò. Il pagherò per il Napoli non esiste all'interno di una serata che poi comprende altre cose, perché un paio di ore fa Gianluigi ha parlato di Jackson per il Milan, e poi lui racconterà, e io ti aggiungo il nome di Archie Brown per la fascia sinistra, che avevamo già fatto e che il Milan segue da un anno. Quindi anche il mercato del Milan, a prescindere dagli Yashari, è un mercato che sta prendendo consistenza. Sicuramente parleremo del Milan, sicuramente parleremo della Juventus, è stata anche la giornata dell'Inter, però ovviamente ormai lo sapete come funziona, bisogna stare sul pezzo. Alle 23:05 l'operazione Osimhen è quella che potrebbe sbloccarsi in qualche ora, ma il Napoli chiede garanzie. Alfredo ci sta spiegando tutto in tempo reale. Longari, buonasera dal touch. Allora, tra poco andremo a Palazzo Parigi, dove vedo quasi pronto Viscogliosi, che deve seguire naturalmente l'evoluzione di tutte le cene delle trattative che ci sono a Milano. Quando Viscogliosi è pronto può alzare una mano in bassa frequenza e vado immediatamente. Poi andremo anche negli Stati Uniti, come sempre da Tancredi Palmeri, in vista della finale del mondiale per club. Viscogliosi mi sente? Viscogliosi, prima del super spot mi dai da Palazzo Parigi. Ieri hai saltato Palazzo Parigi, non sappiamo il motivo, l'altro ieri comunque era Palazzo Parigi, oggi è Palazzo Parigi, dobbiamo capire il perché. Significa che c'è qualcosa che bolle in pentola. Spiegami un po' soprattutto sulla vicenda Osimhen, se ci sono aggiornamenti. Viscogliosi. Infatti è quello l'aggiornamento è che stiamo cercando di capire dove Manna e la delegazione turca sta affinando gli ultimi dettagli. Vi abbiamo raccontato di una situazione sull'ottovolante oggi, insomma capiamo la cena milanese, se avrà effetto o se no. Diciamo c'è tutto un popolo, quello napoletano e quello turco, al momento in apprensione, però sappiamo una cosa, che per domani metà mattinata è schedulato un volo di ritorno privato da Milano a Istanbul e capiremo se ci sarà il carico grosso. Quindi abbiamo solo la nottata, quello che mi sembra di capire. Allora, super spot, poi torniamo a Milano. Ora andiamo subito con la vicenda Osimhen, Bagatta, tavolo tecnico, bisogna chiuderla entro notte, soprattutto per non tirarla lunga, anche perché il Napoli
non dico che sta perdendo la pazienza, ma poco ci manca, anche perché il Napoli, se non cede Osimhen, non può poi prendere il giocatore per Antonio Conte. Questo è il discorso. È un discorso che esiste già da 1 anno e mezzo, dal famoso rinnovo contrattuale, anzi forse di più di 1 anno e mezzo di Osimhen. Il Napoli deve venderlo. La domanda che uno si può fare è perché l'unico che vuole pagare questa cifra è un club turco, senza offesa per la Turchia, però ci sono campionati molto meglio per un giocatore che può fare la differenza. Lui non ha vinto quello che doveva vincere, però poi col Napoli, quando giocava, era veramente un'ira di Dio. Rimane un punto di domanda: la Turchia, per quanto mi riguarda, è il paese della pallacanestro, non del calcio. La passione dei turchi prima del pallone è la palla a spicchi. Il calcio ha un ruolo importante, però non ha mai vinto nulla, mentre nel basket quest'anno il Fenerbahce ha vinto l'Eurolega, che è la Champions della pallacanestro. E io mi chiedo sempre, vedendo un talento come Osimhen, peraltro giovane, non è neanche uno che deve andare a svernare, perché mai ci sia solo per il Napoli questa offerta? Sì. Beh, non è che ci fosse solo questa, ce n'era una uguale dall'Al-Hilal, 75 rifiutata, milioni. però. Sì, Esatto. però non è un campionato. Io uno con Osimhen in Premier lo vedo bene. È uno, Parlava di Premier perché... no, in Germania, mettilo in Spagna, è uno che comunque fa la differenza, è uno ancora fresco, è uno ancora È guizzante. non la terza fascia europea, quello che dici tu, giustamente. Senza offesa per nessuno, è la verità. Però bisogna sbloccarla entro stanotte, Paparesta, se vogliamo proprio... Ma operazione. Alfredo, poi Paparesta, vai, dimmi, Alfredo, aggiornami. no, vai, prima Paparesta, poi io aggiungo Gianluca? qualcosa. Grazie Alfredo. No, dicevo, sicuramente ci vogliono delle garanzie, perché non credo che il pagamento avvenga per l'intera parte con un bonifico dalla Turchia. Queste garanzie devono essere idonee per il Napoli, ma devono probabilmente essere idonee anche per chi poi potrebbe utilizzare queste garanzie, cioè a chi il Napoli potrebbe girare queste garanzie nel caso in cui vada a comprare altri giocatori, non avendo la disponibilità immediata, facendo questa compensazione. Quindi devono essere garanzie che devono tutelare non solo il Napoli, ma anche possibili venditori di giocatori interessati al Napoli. Devono essere garanzie per garantire. Tra l'altro, però, scusami, prego, la Bagatta, poi Giuseppe. fideiussione può essere anche considerata come, non un'offesa, però una mancanza di fiducia. A me è capitato una volta, senza fare nomi, in una radio che non è Radio DJ, mi avevano offerto una bella cifra qualche anno fa e io ho chiesto una fideiussione, ma non perché non mi fidassi, però visto che non conoscevo dove andavo a finire, e la persona in questione si è offesa e ha cancellato tutto. Non era da 75 milioni, però. No, No, non non quelle era da cifre lì, 70. però è una mancanza che è considerata ogni tanto da chi la deve mettere una mancanza di fiducia nei confronti appunto di chi compra. Beh, c'è un sistema anche all'interno poi dell'organizzazione internazionale del calcio che garantisce un po' queste operazioni, perché il problema è che queste garanzie del sistema all'interno del quale operano tutte le società di calcio, che è governato poi dalla FIFA, neppure dalla UEFA, però chiaramente implica, in caso di mancato pagamento, una serie di tempistiche molto più lunghe, che di solito vanno sempre in porto, perché altrimenti i club vengono sanzionati anche rischiano anche l'esclusione dalle coppe internazionali. Quindi questo già è un sistema di garanzie. È chiaro che il Napoli, che ha un tesoretto importante, vorrebbe averlo disponibile subito o comunque deve fare la utilizzabile punta, per essere scontato al più presto, per poter utilizzare su altre operazioni. Ma mi sembra giusto, Alfredo, aggiungi che poi andiamo da Del Giuseppe delle Iene. No, intanto non avrei aggiunto, perché io credo che Guido Bagatta sia l'unico giornalista al mondo a chiedere una fideiussione. Io questa cosa qui no, onestamente io ho firmato un contratto per Sport Italia fidandomi al 100% di tutto, con riscontri straordinari. Ho firmato un contratto con il Corriere dello Sport, ho firmato un contratto con la Gazzetta dello Sport, ma non mi sono mai permesso di dire mandatemi una fideiussione. Quindi la mia ammirazione nei riguardi di Bagatta. Tranquillo, Pedro Lacqua, Volevo sei meglio aggiungere che in un paio. banca. Su questo non avevo dubbi. Due cose volevo dire. 15 giorni fa il Napoli ha chiesto timidamente a Osimhen, ma nel caso in cui, puntini sospensivi, tu eventualmente resti a Napoli? E lui ha risposto no, perché un tentativo c'è stato.
per capire la fattibilità, perché a Conte è sempre piaciuto. Quindi questo è un retroscena che ti posso raccontare, perché il Napoli un tentativo timido l'ha fatto ed è stato respinto. Mi risulta anche che nel pomeriggio, quando non arrivavano le garanzie, hanno contattato l'entourage e gli hanno detto vabbè, se il Galatasaray non è, allora tu vai all'Al Hilal, perché Inzaghi ti vuole e perché ci danno 75 milioni in 3 tranche e a noi va bene. E lui ha detto no, nel senso che io voglio andare al Galatasaray. E da qui sono ripartiti i contatti, perché è vero che l'aereo è modulato per domattina, è vero che la scadenza è nelle prossime ore della clausola da 75 milioni valevole per l'estero, ma è anche vero che se poi l'aereo parte ma raggiunge un accordo di massimo in serata, puoi sicuramente pianificarlo anche domani sera, non è questo il punto. Mi risulta che sia stato coinvolto anche Osimhen prima di questo incontro in una call, e lui abbia ribadito questo concetto. Adesso dobbiamo aspettare soltanto che il Napoli giustamente abbia delle... tanto di dire no al Napoli secco, perché poi alla fine era la soluzione migliore. Tanto il bomber dei bomber Conte lo vuole. Ce l'avevi tra virgolette in casa e risolvevi il problema. Perché è lui che dice no, guadagnava una cifra impossibile, Hai ragione, perché dobbiamo ricordare però una cosa. Lui guadagna 10 milioni. Sì. Se scatta il contratto col Napoli, se scattasse il contratto con il Napoli, che ha un'opzione fino al 2027, questo contratto è da 15 milioni netti a stagione, una cifra che De Laurentiis non ha pagato neanche a Carlo Verdone, credo, quando gli ha fatto fare il record dei film. No, forse, non lo so, adesso fai sono sbagliato a fare questo esempio, perché adesso fare tutta la lista degli attori e degli attrici, a qualcuno probabilmente l'avrà pagato questo tipo di onorario. E quindi il Napoli, lo strappo c'è stato l'anno scorso. Conte, ti ricordi che ha detto in conferenza, la prima volta che si è presentato a Napoli, io non parlo di Osimhen perché è una gestione societaria che rispetto a prescindere da quelle che sono le mie considerazioni tecniche, sicuramente importanti su Osimhen, ma si è tirato fuori e ha fatto l'uomo di calcio, l'uomo di campo che non entra e non è entrato in vicende preesistenti. Poi il Napoli dovrà decidere cosa, se fare il piano B con tutto il rispetto per Lucca, e vabbè dai, vabbè, ho capito, non è che, ho capito, ma questa cosa c'entra ora? Alfredo. Vabbè, stiamo parlando di Osimhen, ma ho capito. Stiamo parlando di Osimhen, ci mettiamo la maglia di Osimhen, mica ti ho messo la maglia di Insigne che può andare alla Lazio. Osimhen. Il Napoli poi deve decidere se chiudere Lucca, che piace molto anche all'Atalanta, o se andare su questa strada Nunez quando avrà i soldi, che non è che i soldi diano, il Napoli è una società ricca, poi questi soldi permetterebbero al Napoli di fare delle scelte che deve fare. Però il Napoli, se vuole fare l'upgrade, deve prendere Darwin Nunez, non è che può prendere, con tutto il rispetto per Lucca, può fare la scommessa all'Atalanta. Però lo teniamo. Però il Napoli, se vuole fare l'upgrade per la Champions, non mi prendi Lucca, mi prendi il bomber dei bomber da Liverpool, mi sembra abbastanza chiaro. De Giuseppe, Iene. Sì, Nunez è un'altra cosa, ovviamente. Penso che anche Conte preferisca Nunez, vediamo. Se ti presenti con Lucca, Conte ricomincia ad alzare i toni. Sì, ma diciamo che deve essere contento Conte quest'anno. Gli ha fatto un mercato prima del ritiro. Ma serve la punta? Vabbè, ma la faranno. Io credo che ha fatto un ottimo mercato il Napoli, la punta arriva. Adesso, come diceva poco fa Alfredo, appena si sblocca Osimhen, l'ideale sarebbe per Osimhen la Hilal, no? Va da Inzaghi, beccherai... No, ha rifiutato. Ha rifiutato. Ma sarebbe già andato. Sì. Sarebbe già andato. Sì, hai ragione, ma sarebbe già... Ha già rifiutato. Andiamo un secondo in America, poi... Mi permetto di aggiungere una cosa di adesso. Vai, ultima ora. Nelle prossime 2 o 3 ore non credo che accada qualcosa di particolare. Quello che posso dire, a fronte che io non voglio smentire altre voci, che il Napoli potrebbe accettare anche in assenza di garanzie, con la tutela dell'UEFA, noi sappiamo bene che poi se l'operazione non è coperta, poi la società di riferimento va incontro a delle sanzioni che possono essere anche esclusioni dal campionato, ma indipendentemente da questo, il Napoli vuole delle garanzie, non accetta al buio. Non credo che accadrà qualcosa tra un'ora, ma la seguiremo. Perché non possono, non sono in grado? Qual è il problema preciso? Perché non sono abituati a chiudere operazioni con esborso di cartellino. L'operazione più onerosa che hanno fatto recentemente è quella relativa a Zaniolo, che è stato anche quello un bel tormentone, in una fase di mercato non accesa in Italia ma soltanto in Turchia. Quando loro vanno da un calciatore, sarò velocissimo, gli dicono quanto vuoi, 18, bene, te ne do 20.
e sul cartellino non sono abituati a trattare, perché loro pensano che sia importante raggiungere un accordo con il calciatore, e qui sono venuti fuori tutti i nodi, perché la disabitudine, se tu guardi anche le altre operazioni, sono spesso a parametro zero, l'ultimo anno di contratto te lo liberano, ti danno un prestito, Morata, ma l'esborso vero, qui parliamo di 75 milioni. Quello che mi sento di poter dire è che al buio non si fa nulla, accendiamo la luce. Ma però lo sapevano anche prima, nel senso che... Però quello non capisco, non gliel'ha ordinato il medico sapevano di anche prendere prima. Osimhen. Lo sapevano Il anche prezzo lo prima, sanno, ma le per garanzie loro devono valeva il conoscerle. discorso. Com'è? Potrebbe saltare. Lo sapevano anche prima, come dice Guido, ma il loro concetto è pagherò. È un ho concetto capito, che pagherò. non esiste. Pagherò. Allora, Amici napoletani, bentornati su Notizie Napoli Calcio Ufficiale. Sempre in tema di calciomercato del Napoli, continuiamo con altre due novità che stanno letteralmente infiammando il mercato e i social. Una riguarda un nome che arriva direttamente dal Barcellona, mentre l'altra ha già fatto il giro del web con un gesto che ha fatto sognare i tifosi azzurri. Quindi mettetevi comodi, lasciate un like se siete già carichi e partiamo con ordine. Ragazzi, tenetevi forti perché questa notizia è davvero clamorosa. Il Napoli continua a sorprendere tutti sul mercato, dopo i colpi a sensazione come Kevin De Bruyne, le trattative per Lang e Beukema e il nome di Marianucci, spunta un altro profilo da brividi. Marc-André ter Stegen. Sì, avete capito bene, il portierone del Barcellona, uno che ha vinto tutto, 6 campionati spagnoli, 6 Coppe di Spagna e una Champions League, è finito nei radar della dirigenza azzurra. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il tedesco sarebbe pronto a lasciare il Barça, e non per una scelta tecnica, ma per motivi tutt'altro che felici. Un infortunio lo ha tenuto fuori per gran parte della scorsa stagione. Il club catalano, durante la sua assenza, ha preso Szczesny e ora anche Joan Garcia dall'Espanyol, decisioni che non sono piaciute a Ter Stegen. Risultato, il rapporto tra il portiere tedesco e il club blaugrana sembra essersi incrinato dopo ben 11 anni di onorata carriera. Diverse squadre di Serie A si sono mosse, l'Inter nel caso dovesse salutare Sommer, il Milan se dovesse partire Maignan, la Fiorentina nel caso in cui dicesse addio a De Gea. Ma attenzione amici del Napoli, anche il nostro club sta pensando seriamente a lui. Antonio Conte, che vuole un gruppo solido, esperto e competitivo in ogni reparto, gradirebbe moltissimo un portiere del calibro di Ter Stegen accanto a Meret. E pensateci bene, una coppia Meret-Ter Stegen sarebbe qualcosa di spettacolare, una delle migliori d'Europa in termini di affidabilità ed esperienza. Certo, la trattativa non sarà facile, ci sono i costi, c'è da valutare lo stato fisico del portiere dopo lo stop e c'è da convincere il giocatore a sposare il progetto Napoli. Ma ragazzi, una cosa è certa, questo Napoli non ha paura di sognare in grande. Dove prima ci sembrava impossibile puntare a De Bruyne o Lukaku, ora ci troviamo a discutere concretamente del futuro di campioni di livello mondiale. E se l'obiettivo è quello di vincere subito e tanto, allora uno come Ter Stegen può essere decisivo per fare il salto definitivo di qualità. Passiamo adesso a un'altra notizia che ha mandato in delirio i tifosi sui social. Stiamo parlando della trattativa ormai in fase conclusiva tra Napoli e Sam Beukema, difensore centrale del Bologna. Manca davvero pochissimo, l'accordo tra i due club è quasi raggiunto e l'intesa tra il giocatore e il Napoli già c'è da giorni. Le sensazioni, tutte positive. Conte vuole Beukema, lo ritiene perfetto per il suo pacchetto difensivo e i dirigenti stanno spingendo forte per chiudere. Ma cosa ha fatto davvero impazzire il popolo azzurro? Un video diventato virale sui social in cui il Beukema firma un autografo su una maglia del Napoli. Sì, esatto, prima ancora dell'annuncio ufficiale, il giocatore si è mostrato con la casacca azzurra in mano e pronto a firmare, un gesto che ha immediatamente fatto il giro del web, tra entusiasmo, condivisioni e commenti pieni di emozione. Ancora non è chiaro dove e quando sia stato girato il video, ma tutto lascia pensare che sia successivo ai contatti ufficiali tra il giocatore e il club. E allora la domanda nasce spontanea. Beukema è già mentalmente a Napoli? Tutto fa pensare di sì. Il difensore olandese sembra già inserito nell'ambiente partenopeo e i tifosi hanno colto il gesto come un abbraccio virtuale al nuovo popolo che lo aspetta. Dal punto di vista tecnico, l'arrivo di Beukema sarebbe un altro passo verso una difesa impenetrabile. Con giocatori come Rrahmani, Juan Jesus e magari un altro colpo in arrivo, il reparto sarebbe profondo, fisico e completo. E non dimentichiamo, Beukema è giovane, ha margini di crescita enormi, ma già dimostrato grandi maturità con la maglia del Bologna, dove è stato uno dei leader della retroguardia. Dunque, amici miei, siamo di fronte a un altro tassello importante di questa estate di mercato, non solo campioni affermati, ma anche giocatori già pronti per fare il salto definitivo.
Tifosi azzurri, il Napoli non sta scherzando. Questa sessione estiva di mercato è da sogno. Biochema praticamente preso. Lang e Marianucci addirittura d'arrivo. L'idea Ter Stegen sul tavolo e, come vi ho raccontato nei giorni scorsi, anche Darwin Núñez in forte pressing per vestire l'azzurro. La mente geniale di Conte sta già costruendo la squadra su immagine e somiglianza e la società sta facendo il possibile per portargli campioni, leader e giovani di qualità. Allora vi chiedo, che ne pensate di Ter Stegen? Sarebbe il portiere giusto per il Napoli? E Biochema vi convince come colpo per la difesa? Vi piace il suo primo gesto azzurro? Scrivetemi tutto nei commenti, lasciate un like se vi piacciono queste notizie e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. La stagione è lunga, le sorprese non mancheranno. E noi saremo qui, ogni giorno, a raccontarvi tutto. Forza Napoli sempre! Ci vediamo al prossimo video, ciao fratelli azzurri!